cheese, formaggio. 1989-2019 sono 30 le candeline che sabato pomeriggio spegneranno i volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Selvazzano Dentro. Un compleanno che verrà festeggiato presso l'Auditorium San Michele a partire dalle 15 e che vedrà l'arrivo di un utilissimo regalo, una nuova ambulanza che andrà ad incrementare la flotta delle 6 già presenti. Il comitato, diventato indipendente da Padova nel febbraio 2003, opera in 9 comuni: Campodoro, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo e Veggiano. Un grande impegno che viene svolto giornalmente da 350 volontari, in buona parte giovani e giovanissimi, visto che il comitato conta un 30% sotto i 30 anni. Certo, insomma, ecco, io sono contento che sia stata organizzata questa conferenza stampa proprio in occasione della giornata mondiale del volontariato, a significare che anche noi diamo un contributo diciamo, per dare un aiuto, un sostegno alle persone in difficoltà, alle persone più vulnerabili. Ecco. Questa è un po' la nostra missione. Ecco. Fin dall'origine la Croce Rossa ecco, ha lo scopo di fornire soccorso e assistenza alle persone vulnerabili, ma non, diciamo, non soltanto in tempo di pace ma anche in tempo di conflitto armato. La Croce Rossa è un'importante realtà di questo territorio. Assolutamente, una realtà che compie 30 anni, che vede oltre 300 volontari, 4.000 servizi l'anno di primo soccorso, ma soprattutto tanta collaborazione con noi, con le realtà del territorio, nell'ambito della formazione, nell'ambito dell'organizzazione di tante manifestazioni. Io dico sono i nostri angeli che si occupano della nostra salute, ma sono anche una presenza che danno tanta serenità ai nostri cittadini. Il comitato espleta annualmente circa 4.000 interventi tra sensibilizzazione, trasporto infermi, assistenza alle manifestazioni e servizi di emergenza. Questi ultimi, eseguiti in convenzione con l'USL 6 Euganea, sono particolarmente importanti perché possono letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte di una persona. Gli interventi del 118 vengono eseguiti con particolare celerità, con l'ambulanza pronta ad uscire dalla sede di Via Tasso in soli 60 secondi, con a bordo un infermiere professionista in aggiunta ai volontari. Volontari che operano ogni giorno senza nessun tipo di pubblicità, ma che per un giorno, domani, potranno godersi la meritata festa. Sfiscimer Channel News, Selvazzano Dentro.